Or dunque, sicuramente passerà, però confesso che non è la prima volta da quando ho aperto la partita IVA che sto provando lo stesso identico senso di oppressione e schiavitù di quando lavoravo sotto Paron in quella grande azienda dove bisognava rispettare i budget previsti, fatturato e questo, tutte che monella. Perché questo ovviamente questa sensazione nasce ogni volta che mi arrivano le pacche di tasse da pagare. Cioè, sto anno, vabbè dai, non dico quanto ho pagato, però fidati, no comment, vabbè. Mi sento oppresso perché, questo te lo dico perché ti può essere utile. Quando tu apri una partita IVA con certe attività tipo la mia, tu non puoi sapere se fai 0 clienti, 1000 clienti, se fatturi 10 euro, 80.000 euro, cioè non esiste regola. Anche se tu sei bravo a lavorare, non esiste regola, cioè, c'è una serie di coincidenze, di fortune, non esiste regola, ok? Però tu hai comunque dei fissi, tante migliaia di euro di fissi da pagare e quindi dici mi sento costretto a lavorare, però sempre con quell'angoscia che me la ricordo benissimo di quando lavoravo sotto dipendente, di dire devo rispettare delle richieste, in questo caso lo Stato che mi domanda tutti quei soldi ogni anno, e io non so se posso soddisfarle, cioè che metto l'anima ma non dipende da me. E questa è veramente la stessa cosa, che bisognava vendere, 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 ma se i clienti non volevano comprare, cioè non è che potevamo forzarli con una pistola in testa, hai capito? Per quanto bravi fossimo, ma fino a un certo punto. E quindi sto provando questa bruttissima emozione almeno 4-5 volte all'anno, per intendersi, ecco sì. Sì, 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 sì. Non mi sento affatto libero. Mi va bene così perché ho provato a essere libero come nelle storielle, nelle favole o nelle canzoni dei cantautori che poi così liberi anche loro non erano, ossia di fare un po' l'ostrazione, no? Però anche lì non è più vita, un po' perché siamo condizionati dagli input che di riflesso ti spara la società, un po' per abitudine, un po' in fondo anche per necessità, tutto quello che vuoi, ma fatto sta che vivere di aria non possiamo e quindi io dico sempre non distruggersi di lavoro, che è quello che faccio io, però neanche vivere senza niente, perché se ti succede un imprevisto, il dentista o cure mediche, cosa fai? Te muori? Ti aspetti l'ospedale che ti dia un posto libero dopo 8 mesi? Cosa fai? Intanto muori, hai capito? Non si fa ragazzo, non si fa, cioè, sono puttanate che ti mettono in testa perché chi te le mette in testa ci vende qualcosa con questo romanticismo, hai capito? Perché il romanticismo paga, ma paga loro, non te. Abbiamo un bel cagnolone, un cagnolone che ha la coccolite, ogni tanto ha la coccolite, sì, perché il CP è un po' susteco, ma ogni tanto ha la coccolite, ecco, Uccio, porita, invece. Io non l'aiuto mai perché cerco di farla sentire normale, capito? Qui non ci do peso quando si inscapuzza, quando fa le monate. Sto finta di niente, come fosse come sempre, vero CP? Come sempre, sei cambiato niente. Questo qua davanti è uno, forse ubriaco, drogato, che urla. A un certo punto l'ho sentito dire che do fuoco anche a Carovana e allora ho chiamato la polizia. Non si capisce, qua che bestemmia, se lo urlano, non si capisce niente. Maledetti oscuranti. Oh, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Arrivati, arrivati, arrivati.
è passata la Pula, con quelli ci hanno parlato, mi hanno spiegato perché come lo conosco. E qua che urla fuori, ed è solo molto ubriaco. Fidasse bene, non fidasse meglio. Ok. Io mi controllo tutto da qua. Perché io potrei tirare anche qualche pitufata. Perché mi so anche difendere, però dopo rischi grosso. Sa come partita IVA. Mi manca anche sti rotture coglioni qua. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed.